Ed è iniziata Clivense e Garda, valevole per la 28ª giornata del campionato d'eccellenza, girone A. Dietro per Dallara, alza lo sguardo e alza anche il pallone a cercare Antenucci. Il tiro aveva trovato la rete qui Antenucci, ma si alza la bandierina, tutto fermo, fuori gioco. Movimento di attaccanti, Richiello prova ad andare via, ci riesce, entra in area Richiello dietro per Antenucci, il tiro respinge la difesa, un batti e ribatti, alla fine calcio d'angolo, favore del Garda. È una lunga rincorsa, probabilmente andrà direttamente in porta. Il tiro, Pavoni para senza troppe difficoltà. Pallone lungo, cercare Farias, campo di spazio, va via la marcatura di Kosic. Farias entra in area, il pallone all'indietro e poi arriva alla rete. Quindi il Garda si porta in vantaggio 1-0. Ora è pronto Venitucci dalla bandierina. Pallone dentro, allontanato, Fabris al limite, la mette giù, Fabris a rincorre, qui la parata, sembrava di braccio qui, la parata da parte del difensore del Garda. E arriva il fischio, non c'è recupero a mettere fine a questo primo tempo. Ed è iniziato il secondo tempo fra Clivense e Garda. Sissé fa sportellate, la mette giù nuovamente per Fabris. Pallone ancora dentro per Antenucci. Aveva trovato qua il tiro, poi la prodezza di Bianchi, ma tutto fermo, nuovamente fuori gioco. Dall'area in profondità, Florian di testa per Antenucci. La palla che si ferma sulla linea di porta. Ancora Richiello, pallone dentro. Questa volta è regolare, questa volta c'è il gol. Questa volta Antenucci, Antenucci per l'1-1. Qua salta ma non arriva sul pallone Florian, arriva Venitucci. Recupera bene il pallone, Richiello al limite, entra in area Richiello. Dove l'ha messa Richiello? Ma che gol ha fatto? Antenucci dentro l'area di rigore, Antenucci porta palla, arriva poi il tiro da parte di Baleato, sorvola di poco la traversa qui. L'incontro con Pavoni che aspetta e arriva il triplice fischio finale a porre la parola fine sulla partita tra Clivense e Garda.